non lontano da Arezzo, c'era piena di palazzi vescovili, è piena di palazzi di un certo rilievo. Non avevano spazio però per noi e non abbiamo mai visto ricevuto la visita di un vescovo cattolico. Ce ne sono fregati da noi. Poi attraverso piccole avventure che sono abbastanza ingegnose, io sono riuscito ad andare a Roma con la tessera di un amico esule a Arezzo, il quale mi ha dato la tessera di sua moglie. E questo ci permetteva di arrivare all'IRO, International Refugee Organization. Quando siamo arrivati alle porte di Roma, il ferroviere è venuto a trovarmi, mi ha chiesto la tessera, io gli ho dato quella della signora, lui mi ha guardato dicendo: lei di dov'è? Vengo da Fiume. Ah, Fiume. Che belle giornate che ho passato a Fiume come soldato. Eravamo lì sopra la caserma d'Italia. Le auguro buon viaggio, signora. Sì. Meraviglioso. Esempio di solidarietà umana e di comprensione. Poi sono andato al Ministero degli Interni con la speranza di avere qualche cosa da parte loro, cioè da parte loro, la speranza di poter essere traslocato. E la risposta è stata: mi dispiace ma non posso aiutarla. Allora, mentre io confuso tiravo fuori i documenti e facevo vedere i miei documenti di secolarizzazione di pena, sono caduto dei francobolli che io custodivo, perché io raccoglievo i francobolli, era una mia passione. Quindi sono caduti un pacco di francobolli e lui mi fa: che belli questi francobolli, e dico: sono jugoslavi. Ah, che bene. Insomma, mi hanno fatto capire che gli sarebbero piaciuti. Allora dico: mi permetta di fare un piccolo omaggio, eccellenza. Non era fatto eccellenza, ero disgraziato qualsiasi. No, sì, no, lei li ha presi. Poi 2 giorni dopo mi hanno trasferito a Campo di Chiari, se no sarei rimasto lì a marcire con la mia famiglia. Saresti diventato arechino. Alla Terina. Non sarebbe stato un sacco di gente E qua. da Chiari siamo arrivati Un sacco di gente. tramite amici, tramite dei gesuiti, siamo riusciti ad arrivare ad avere dei rapporti particolari e ho conosciuto, poi sono entrato a vendere le macchine per la Fiat e vendendo macchine per la Fiat, come voi sapete, ho conosciuto mia moglie. Ci siamo innamorati uno dell'altro e quindi sono tante piccole avventure che però insomma non dovrebbero mai scoraggiare nessuno. Ecco, vorrei che da queste avventure tutti voi poteste prendere esempio nella vostra vita, che la vostra vita sarà fatta di tante avventure, di tante difficoltà, di tante vi diranno di noi in 1000 modi. Non preoccupatevi, andate avanti, combattete sempre,
combattete sempre per i vostri ideali, per quello in cui credete, non desistete, siete sempre uniti col vostro cuore. Il mio è fallito, è fallito recentemente. Comunque ci siamo conosciuti e ci siamo anche sposati. E da noi, dal nostro matrimonio, sono nati Roberto con tutta la sua bella famiglia. Ci parto difficile. Marina, Francesca, Federico e tutta la nostra progenie che ci ha dato grandissime manifestazioni di affetto e di solidarietà, come oggi, anche oggi. Abbiamo avuto Federico che ci ha aiutato terribilmente, abbiamo avuto una testimonianza di grande affetto e di grande amore e ti ringrazio moltissimo Federico, ma tutti quanti, da Francesca che non sta bene, da Marina che sta in Olanda, da Roberto che sta lontano. Come? Non ha fatto niente, non ha fatto niente. Mi pizzicava il collo. Ho sbagliato in qualche cosa. No. Comunque, ragazzi, io volevo dirvi, non vi faccio grande discorso, è finito il discorso. Il discorso è di una persona anziana che ha sbagliato molto. Io ho sbagliato moltissimo. Ho sopravvalutato situazioni, ho sottovalutato situazioni, ero sempre creduto in qualche cosa, non ho mai agito per calcolo meschino o per rubare qualcosa o qualcuno, non ho mai rubato niente, nessuna idea. Sono una persona onesta, sono una persona pulita. Quindi vi esorto a essere puliti e onesti, di aver fiducia in voi stessi, di credere in voi stessi, di battervi per i vostri ideali, di battervi per i vostri sogni, di battervi per quello in cui credete. E questo vale per Andrea, per Pietro e per lei, cara, questi giovani qui, e che rappresentate il nostro futuro. Fate un po' meno. Vi ringrazio infinitamente, vi amo, vi ho sempre amato, continuerò ad amarvi. Sono felice di avervi con noi. Grazie mille, grazie. Buonasera.